Sindaco, intanto buongiorno, benvenuta. Buongiorno Fabrizio, buongiorno ai spettatori. Ecco, Sindaco, allora abbiamo sentito le domande che ci ponevamo erano appunto il punto nascita, è stato confermato che ripartirà lunedì, mentre invece per il pronto soccorso la dottoressa Benini ha detto è ancora in fase di valutazione, vediamo come va lo sviluppo della malattia e comunque ha fatto capire che è una decisione che attiene alla regione. Quindi a caldo, signor Sindaco, le chiedo, soddisfatta di queste risposte, ci aspettavamo qualcosa in più, è un primo passo, che commento possiamo fare a pochi secondi dalla fine di questa conferenza stampa? Diciamo che l'istituto sia importante il fatto del profilo tecnico dal momento della prevenzione fino alla conclusione del. Detto questo, va anche ribadito con quanta lungimiranza la Regione Veneto abbia individuato le attività legate alle ripercussioni che poi abbiamo visto del Covid sul nostro territorio, esempio per l'Italia, ma esempio appunto per il mondo. Fatta questa premessa, comunque, dobbiamo anche fare una considerazione, come fatta nei giorni passati, dell'importanza di ricaduta nel territorio di alcune scelte, magari forse anche obbligate, da una visione più generale, ovvero quello che è stata la mancanza dell'ospedale di Schiavonia da quello che è stato il nostro territorio. Sicuramente l'organizzazione veneta è stata una delle eccellenze, come abbiamo detto, ma a noi qui sul territorio, mi senti Fabrizio? Molto bene. Ok, stavo dicendo, ecco, c'è qualche problema di connessione probabilmente, comunque vediamo di fare lo stesso. Ecco, il dibattito sul nostro territorio su questo argomento è stato importante e puntuale alla ricerca appunto di avere i servizi che ricadessero in ogni caso quelli giornalieri sui nostri cittadini, tipo, l'abbiamo già detto, l'oncologia, il pronto soccorso, tutti quei servizi che sono venuti a mancare. Di conseguenza, io direi che abbiamo una struttura ospedaliera, questa di Schiavonia, parliamo ante-Covid, organizzata per 300 posti letto, ma laddove può avere una capienza di 450 posti letto. Se ricordiamo all'inizio, si era parlato di avere 50 posti di terapia intensiva dedicata a Covid dopo la prima chiusura. Ecco, io credo che questo potrebbe essere un equilibrio che potremmo raggiungere se la situazione rimarrà contestualizzata con queste tipologie di numeri che abbiamo in questi giorni, anzi che dovranno migliorare. Potrebbe essere questo, individuare questi 50 posti già così ben dettagliati anche poco fa in conferenza stampa, dove sono appunto di terapia intensiva, e tutto il resto ritornare alla normalità. Deve tornare alla normalità chiaramente il nostro pronto soccorso, il punto nascita l'abbiamo già detto, ma tutto quello che è il settore anche legato alla chirurgia. Pertanto, ecco, in questo modo noi avremo i reparti funzionanti tutti, ma avremo il personale sanitario che ritornerebbe nel nostro ospedale, non avremo problemi pertanto nemmeno di questo tipo. Io credo che gradualmente, se questo è quello che è in progetto, come voglio ben pensare, possa essere un percorso da poter realizzare. Ecco, quello che magari potrebbe essere un pochino più così, fra una relazione fra le varie organizzazioni istituzionali, enti locali ed altro, è quella informazione appunto di quello che è la progettualità. Capisco anche che non è facile perché i numeri sono importanti, le attenzioni pure, un territorio che è ampio e numeri di ospedali così da organizzare, anche questi sicuramente significativi. Ecco, credo che questo, Fabrizio, potrebbe essere un inizio, quello di lunedì, per fare un percorso per arrivare a questo. È chiaro che avremo così, speriamo che il nostro governatore, che sicuramente è impegnato nell'altra diretta in questo momento, nei prossimi giorni ci possa confortare in questa direzione, cosa che i sindaci del territorio appunto hanno chiesto in più occasioni nelle varie lettere e nelle varie azioni. Credo comunque che la cosa più importante sempre siano le relazioni fra le persone
con le quali, tramite le quali si raggiungono poi dopo gli obiettivi e soprattutto ci si chiarisce su quello che potrà essere un futuro territoriale appunto dell'ospedale di Schiavonia nel caso specifico. Bene, abbiamo colto anche questo messaggio di cercare un po' di ricomporre la situazione. Quindi, Sindaco, provo a riassumere se abbiamo capito bene. Lei sta dicendo sostanzialmente, quando è scoppiato il problema del Covid, hanno chiuso Schiavonia, a un certo punto l'hanno riaperto con un'ala destinata al Covid e il resto per la sanità ordinaria. Poi lo hanno fatto ritornare a totalmente Covid. Tornare al punto in cui si era quando si è riaperto dopo la prima chiusura. Questo potrebbe essere un punto di equilibrio, un'ala dedicata al Covid, il resto dedicato alla sanità ordinaria. Questa potrebbe essere la strada che, diciamo, in qualche modo accontenta, fra virgolette, il territorio e i sindaci che rappresentano il territorio. Ho capito bene? È perfettamente questo, oppure nel tempo avevamo parlato dell'ex ospedale di Monselice. Ecco, stavo dicendo che in questo mese purtroppo le evoluzioni sono state veramente veloci e molte. Abbiamo visto nel tempo la possibilità comunque di proporre o di ipotizzare un Covid nel vecchio ospedale di Monselice. È anche vero che se l'emergenza pianino va un po' a scemare, anche quest'ultima che abbiamo detto questa mattina potrebbe essere invece una definitiva soluzione. Molto bene. Mi sembra una posizione chiara, anche una novità, diciamo, dal punto di vista giornalistico, una notizia, perché abbiamo trovato un po' una sintesi di quello che potrebbe essere il punto di incontro tra le istanze della Regione e quelle dei sindaci. Ecco, io mi scuso, Sindaco, ma siamo andati un po' lunghi, quindi abbiamo le esigenze dei palinsesto che ci obbligano a salutarla. Grazie per essere stata con noi, a prestissimo. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie mille.